Bentornati al nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Si è scatenato il putiferio proprio nella città di Torino, ma soprattutto su tutto quanto il Piemonte centro-occidentale nel Cunese, con grandinate anche fino a grosse dimensioni di grandinate anche oltre i 5 cm e allagamenti, disagi con le strade che si sono rapidamente trasformate in torrenti. Uno dei passaggi più intensi venerdì sera che ha interessato il nord Italia, proprio la zona tra il torinese e il cunese, con i fenomeni che si sono poi trasferiti fin sulla Liguria. Dalla grafica notiamo in queste ore invece il passaggio di un nuovo fronte temporalesco che interessa il Basso Veneto, che si espande sull'Emilia Romagna, si intensifica portando precipitazioni fin sulle coste romagnole, fin su Pesaro e Ancona. Condizioni instabili quindi che caratterizzano le prossime ore. Notiamo infatti dalla grafica l'arrivo delle shelf cloud sulle coste romagnole, condizioni instabili che caratterizzano quindi il pomeriggio sulle coste romagnole. E intanto nei prossimi giorni notiamo l'espansione dell'anticiclone, seppur debole, di matrice azzoriana, che consente comunque un clima un po' più piacevole, un caldo sopportabile e valori ancora un po' più alti invece sulle due isole maggiori, con l'allontanamento dei fronti atlantici. Per quanto riguarda la giornata di domenica assisteremo a un nuovo passaggio temporalesco soprattutto sulle regioni del nord. La giornata inizierà con cieli sereni su gran parte del paese, eccetto per un po' di instabilità sul nord-est per ultimi fenomeni per il fronte temporalesco in atto proprio sul centro Europa. Tuttavia nel pomeriggio si prevede lo sviluppo di una moderata instabilità sui rilievi, non solo sulle Alpi orientali ma anche lungo l'Appennino, con locali acquazzoni e temporali, soprattutto sull'Appennino centrale. Le temperature si manterranno stabili, saranno in lieve calo al sud, comunque su valori tra i 32 e 35 gradi, qualche punta di 36 gradi sul Tavoliere delle Puglie non esclusa, ma le temperature saranno in ulteriore risalita nel corso dei prossimi giorni. Da notare comunque come l'anticiclone africano si ritirerà nelle sue terre d'origine, consentendo quindi alle correnti miti-oceaniche di portare un caldo più sopportabile senza i valori estremi che abbiamo vissuto la scorsa settimana. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, trascorreremo una giornata all'insegna di bel tempo su gran parte del territorio, qualche velatura sparsa sulle zone del comparto centro-orientale della Val Padana. Sul nord-est avremo ancora occasionali sviluppi temporaleschi, soprattutto sulle Dolomiti e sul Friuli Venezia Giulia, condizioni di locali possibili temporali anche sull'Appennino centrale e sulle zone di pianura tra Lazio e la Campania, ma anche sulla Basilicata. Condizioni quindi che porteranno a un po' di instabilità anche sull'Appennino centro-meridionale, con occasionali temporali intensi, proprio per lo scorrimento delle correnti fresche da nord-est, che porterà ancora allo sviluppo di qualche cella temporalesca lungo l'Appennino centro-meridionale. Ma il caldo comincerà già a intensificarsi soprattutto al centro-nord, con valori in generale recupero fino a 34 gradi sulla Val Padana, specie quella centro-occidentale. Al centro-sud ancora valori tra i 32 e i 35 gradi. Come proseguirà invece la giornata di martedì? La giornata di martedì sarà contraddistinta da un anticiclone in rinforzo, con caldo comunque ancora sopportabile, valori massimi ancora tra i 33 e i 34 gradi al centro-nord, punte anche di 35 gradi sull'Emilia Romagna e sull'Alta Toscana, condizioni di tempo stabile e soleggiato dappertutto, qualche locale rovescio non escluso sulle Alpi e sull'Appennino, ma generalmente sarà stabile con tempo soleggiato dappertutto. Valori tra i 30 e i 33 gradi sulle due isole maggiori, valori anche fino a 37 gradi sul Tavoliere delle Puglie, altrove tra i 32 e i 36 gradi sulle regioni centrali. Condizioni di bel tempo, ma da monitorare invece, attenzione, proprio la depressione che c'è sul Regno Unito, le correnti fresche ed instabili che provano a spingersi sull'Europa centro-occidentale. Queste correnti provocheranno, a partire dalla giornata di mercoledì, un passaggio temporalesco a partire dall'Europa centrale, che si addosserà anche sulle regioni del nord Italia, portando dei temporali anche a carattere di nubifragio. La possibilità quindi che si verifichino ancora dei temporali a supercella, quindi ancora il rischio di fenomeni estremi. Intanto l'anticiclone africano sarà sempre sulle sue terre d'origine senza influenzare direttamente l'Italia, e
quindi la giornata di mercoledì, che vedrà quindi il passaggio di questo fronte temporalesco a partire dall'Europa centrale, giungeranno queste umide correnti atlantiche per portare quindi una nuova instabilità piuttosto diffusa su tutto l'arco alpino, con lo sconfinamento dei fenomeni temporaleschi nel pomeriggio sera fin sulle medio-alte pianure del centro-nord. A maggior rischio più che altro i settori del Triveneto e sulle prealpi e alte pianure lombarde. Il rischio rimane minore sull'Emilia-Romagna, ma comunque andranno a formarsi dei temporali anche sull'Appennino centrale, con rischio di qualche sconfinamento fin sul Lazio e sulla Campania. Scarsa probabilità altrove, dominerà un clima estivo, ma comunque su valori sopra i 32 gradi al centro-sud, attorno ai 32-35 gradi al centro e sul nord Italia. Un accenno anche riguardo all'anticiclone africano: sembra che a partire dalla giornata di giovedì subirà un notevole rinforzo. A partire dalle regioni centro-meridionali torneremo a salire con i valori massimi, di conseguenza tra giovedì e venerdì è attesa una nuova rimonta dell'anticiclone africano dalle regioni meridionali, spingersi fin verso il centro-nord Italia, quindi una nuova ondata di caldo intenso attesa, probabilmente di breve durata ma ancora comunque da definire nel dettaglio. Una piccola nota per la settimana di Ferragosto: vediamo subito con l'ensemble del modello europeo cosa ci aspetta. Una tendenza all'aumento delle altezze del geo potenziale sull'Atlantico, quindi l'anticiclone azzorriano che si dispone appieno sull'Oceano Atlantico, e di conseguenza avremo un cambiamento sul centro-nord Europa con la prevalenza di temperature sotto la media, che interesserà in parte anche le Alpi, in media sul nord Italia. Al contrario, avremo temperature sopra la media ancora al centro-sud per un anticiclone africano comunque più addossato sulle sue terre d'origine. Il caldo quindi si attenua ma non scompare completamente, con le precipitazioni che si intravedono più intense e maggiori sul nord-est della penisola, proprio per i flussi instabili atlantici disposti sulla Scandinavia, un nucleo che completa quindi un'attenuazione dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo a causa della ondulazione di questo vortice instabile. Tuttavia da definire, questo riguarda la settimana tra il 12 e il 19 di agosto, riguarda quindi una possibile fase attorno a Ferragosto di questa evoluzione, quindi di questo passaggio di questi impulsi instabili direttamente soprattutto sul nord-est e sull'Adriatico. Da valutare quindi questa tendenza, che al momento viene valutata come ipotesi media dal modello europeo. Vi daremo maggiori dettagli nel corso dei prossimi aggiornamenti. Intanto vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti.